Buonasera e benvenuti a Novis. Maxi operazione dalla direzione distrettuale antimafie in Veneto e in Friuli che ha portato all'arresto di 9 persone con accuse di estorsione con sistemi mafiosi. Gli arrestati, che ad ogni al clan della Camorra napoletana avevano indoprato sistemi mafiosi per controllare il commercio ambulante, massime a Bibion e Tisane. Il CUR dall'investigazione è stata inmarchiata dalla località venete. Dula che un napoletano di 60 anni che è stato a Tisane aveva improibita qualche operatore di metti fur la sorobe con menacci e corruzione per lasciare i spazi liberi ai loro amici. Soddisfazione per l'operazione è stata pandude di Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafie. A Romai non sono più i territori liberi di certe generazioni violenti e criminali, ha scritto Morra su Facebook. Scusate, incidente di strada mortale la notte passata di lungo la statale 13 a Codroip. Alla SAI la vita Lorenzo Colonna, 44 anni di Tisane, che correva con la sua macchina. Per causi anche modi verificare, l'OMPA ha perduto il controllo del veicolo, alle finite fur di strade. E il colpo è stato fatale. Sul posto un'ambulanza e un'automedica che il personale ha cirut cence e fiette di rianimarlo. Sul posto anche i carabinieri e i pompieri di Codroip. E ue sondoi i muars per colpe dal coronavirus tali ultimi 24 ore. Su un uomo di 93 anni ricoverata a Trieste e una femmina di 63 ricoverate a Udin. Nuf le persone in terapia intensiva, 47 che si ricoverati in altri reparti. Sono 134 infettati saltati fuori alla giornata di UE, a fronte di passe 9.000 tampons molecolari e antigienics. Un lavoratore dall'aeroporto dal Friuli Vignesi Giulie è stato assaltato di un OMP che ieri da ora domanda il Green Pass ai viaggiatori che avevano dimontato sull'aereo per Londra. La femmina e la dedonche di una cubia di persone si ora domanda di fare di la certificazione verde che è obbligatoria. A quel punto l'uomo ha scominciato a uffindile e dopo le ha chiappate per quelle buttate partiere. La femmina ha avuto un trauma italiano. A contarlo è stata la Fit Cisl che ha messo in evidenza che dopo in grazia che sono intervenuti i colleghi e la polizia si sono evitati conseguenze spiese. Episodi di queste sorte alla dita Antonio Pitelli, segretario regionale della FICIS, a lei il pericolo che diventi in quotidiani, per cui che la fa controlli sui mezzi di trasporto. A lei è capitata in aeroporto, ma ho vinto segnalazioni anche dai treni e ho vinto pure che queste reazioni poi succedi anche sugli corrieri. Una persona morte dal treno sulla linea ferroviaria di Palme a Udin in tal toc Jenfri Risan e Lumignà. Per causi che anche la polizia ferroviaria di Udine a CDKP, un uomo di 50 anni ha perduto la vita e tirato sotto di un convoglio ferroviario, il treno regionale di Tarvis, Bosco Verde a Trieste Centrale. Colpe di cheste di Vierstrenza sono state cancellate o hanno scugnato cambiare percorso con ritardi su tutte le linee. Principi di FUC a Coseane in Tune e aziende agricole a Brusà, all'estate un gruppo di materiali per bagnare i chiamps. L'intervento immediato ai pompieri e l'aiuto al personale delle aziende è fatto in maniera che gli flammis non siano arrivati a toccare un po' di bombulis dal gas con pericolo di dams plui grivis. In un primo momento il FUC aveva minacciato anche una ditte d'Onghie, un'azienda di lavoro di Fier, anche questa è stata sparagnata dagli flammis. In quintri, di mattina in regione, tra l'assessore alle attività produttive dal Friuli Vignesi e Giulia, Sergio Bini e i sindaci dal territorio per discutere la creazione dei distretti dal commercio.
Una misura considerata anche molto più importante in tal dopo Covid, dal momento che il settore terziario è stato che ha pagato il prestito più alto dalla crisi. I distretti azovaranno alle microimprese per avere un contatto anche molto più diretto con le istituzioni, per avere più facilitate a chiappare in Italia e in Europa. Questo è un provvedimento che va a pro dalle attività commerciali più piccole in tai paesi, l'ha detto il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo, che ieri è presente all'incontri. Con il lockdown si renduto conto che i nostri paesi muoiono in queste piccole attività e per questo ho vinto tutte le anche mo di più. Dal modello Friul lì si deis per la ricostruzione dal dopo Covid. È l'argomento di una convegna emanata dall'Università di Udine che sono arrivati esperti di tutta Italia. Sentini il sindaco dalla capitale furlana Pietro Fontanini. 45 anni dal terremoto, per noi il terremoto è stata una roba dolorosa ma anche importante perché ho vinto la protezione civile, non solo in Friuli ma anche in tutta Italia, ho dato forza ai sindaci, alle comunità per ricostruire. E così anche il Covid, questa epidemia, ci dice che bisogna avere fiducia nella protezione civile, bisogna stare donde attraverso anche i sindaci e sono momenti in cui ho creduto che ciò che è succeduto 45 anni fa ci insegni a seguire certe metodologie che sono una vere buone e che danno risultati, una vere concrete. Ho fatto l'esempio, ad esempio, qui a Udine, grazie alla protezione civile, quando c'è stata l'emergenza, proprio che era partita l'epidemia in maniera pesante, ho dato fuori tutti gli mascherini alle persone, cominciando che sono anziani da città, e che ho potuto farlo portando le mascherine proprio grazie ai volontari della protezione civile, chiesa per chiesa, è stato un momento, un lavoro importante. E è scominciata l'edizione numero 22 di Pordenone Legge, la rassegna culturale dalla capitale del Friuli occidentale. Più di 400 ospiti in 5 giorni di manifestazione che darà vivarosità in tal teatri e per gli stradi di Pordenone. 3 momenti discreti anche a Lignano e a Trieste, sedi distaccati dal festival. I 60 anni che anche quest'anno si chiaparanno cure di aiutare gli autori e il pubblico. E anche per Usgnot alle dut si torna a Viodi a domani a 9 sotto sera, manco il 20 di sera, mandi e arriviò di sì.